Dal Medioevo al Rinascimento, per il governatore Luca Zaia è ciò che avverrà in Veneto con la riforma sanitaria approvata l'altra notte dal Consiglio regionale. I cittadini non abbiano paura, dice, questa riforma non toglie medici o servizi, toglie solo burocrati. Cambieranno di gran lunga e ovviamente in qualità, visto e considerato che si andranno a centrare molte scelte. Pensi solo all'idea che vogliamo portare avanti di fare un CUP, quindi un centro unico di prenotazioni regionale. Quindi il cittadino chiama e ha uno spaccato regionale delle disponibilità, ad esempio per le visite o per le indagini che deve fare. Dal 1° gennaio ULSS da 21 a 9, costituzione della cosiddetta azienda zero, quanto agli ospedali non verranno toccati. Abbiamo 68 ospedali e restano quelli, non ci sono licenziamenti ma c'è solo un efficientamento. È una macchina che se efficientata può correre ancora di più ma dare soprattutto risultati al cittadino. Al cittadino interessano due cose, non avere attese lunghe ed essere curato bene e noi rispondiamo su questi due fronti. Di tutt'altro avviso il capogruppo del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. È una riforma che è servita solo alla politica e invece non si è mai, e sottolineo, mai parlato in tutta la riforma dei veri bisogni dei cittadini. Per questo noi abbiamo cercato di mettere al centro cittadino i veri bisogni, io penso alle liste d'attesa, penso a quelli che sono le necessità di migliorare sempre di più ed efficientare questa sanità. Purtroppo questo invece non è stato fatto e solamente si è pensato ai bacini elettorali, come purtroppo abbiamo visto in Consiglio. Ora, dice Berti, non resta altro da fare che vigilare. Abbiamo chiesto addirittura che venga ampliato e venga creato un nuovo servizio di controllo all'interno della sanità per controllare ogni singolo euro delle nostre tasse, come viene speso, dove viene speso e se viene speso al meglio.